Benvenuti e bentornati sul canale di Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video su Insigne. Non pensavo di dover registrare mai questo video e invece siamo arrivati al momento, al punto di non ritorno. Come prima cosa però vi chiedo di lasciare tanti like, iscrivetevi, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati, seguitemi su Instagram, link in descrizione, Super Allan 5, cerchiamo di arrivare quanto prima a 50.000 e soprattutto commentate qui sotto facendomi sapere la vostra. Numero 24, la fascia da capitano Lorenzo! Oggi 4 gennaio 2022, un fulmine a ciel sereno, Lorenzo Insigne, accordo trovato col Toronto, se ne parlava già da tanto, però in realtà stamattina è come se fosse arrivato proprio il punto definitivo di questa situazione. Punto definitivo sancito da Sky di Marzio, Lorenzo Insigne al Toronto, l'affare è fatto, il capitano del Napoli ha accettato l'offerta faraonica del club canadese, 11 milioni e mezzo netti a stagione più 4,5 milioni di bonus per 5 anni e mezzo. A entro lunedì l'annuncio ufficiale. Come detto anche tramite qualche mia storia di Instagram, forse sarò stupido io, forse sarò uno dei pochi ultimi romantici rimasti in questo mondo, quello del calcio, a credere ancora all'effetto a sorpresa. Mi aspetto il colpo di scena finale, come nelle favole. Per un motivo o per un altro è come se fossimo tornati indietro nel tempo. Fateci caso, è successa la stessa cosa anche con Dries Mertens. È vero, parlavamo di Mertens, di un'altra situazione, i tempi sono cambiati, soprattutto perché siamo in un periodo di pandemia, quindi a livello economico è chiaro che le società cercano anche di ammortizzare un po' il monte ingaggi, però io non lo avrei mai e poi mai fatto su un calciatore come Lorenzo Insigne. Leggo tanto in giro, se Lorenzo Insigne ci tiene veramente alla maglia resta. Sì, però perché non fare lo stesso identico discorso anche col presidente, anche con la società? Se il presidente realmente ci tiene che Lorenzo Insigne resti al Napoli, avrebbe potuto fare qualcosa in più ad un calciatore che l'anno scorso, vuoi o non vuoi, con un gol anche importante ha vinto il campionato europeo con l'Italia, un calciatore che è reduce da una stagione d'oro dal punto di vista degli assist e dei gol, un calciatore che si è sempre contraddistinto in campo e fuori, napoletano, primo tifoso del Napoli, con la fascia da capitano. Io un po' ci avevo visto lungo, tant'è vero che ho acquistato tempo fa la maglietta del Napoli di quest'anno e tra i vari calciatori ho scelto proprio lui, Lorenzo Insigne, il 24, perché ho pensato potrebbe essere l'ultima maglia del capitano a Napoli. Un po' mi piange il cuore, ci resto male, ci restiamo male. Io credo che Insigne sia il primo a voler rimanere a Napoli, ma con un'offerta un po' più adeguata a quello che lui ha rappresentato e rappresenta ancora per il Napoli. Quindi se ha scelto così probabilmente avrà avuto tutte le sue buone motivazioni. Magari tra queste c'è un rapporto incrinato col presidente, con la società. Sono cose che non verremo mai a sapere. Ed ecco per questo che noi ci creiamo dei pareri, delle idee, delle opinioni e aspetto le vostre sotto nei commenti. Un video un po' malinconico, diverso dal solito. Ho aperto il canale per raccontarvi cose belle, per raccontarvi esperienze che faccio nel mondo del calcio e non. Purtroppo oggi per la prima volta sono dovuto andare un po' oltre e parlare di una situazione che voi o non voi sta affliggendo il cuore di molti tifosi del Napoli. Spero di essere stato chiaro e di non aver dimenticato nulla. Vi ripeto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Ciao a you e sempre forza Napoli. Numero 24, la fascia da capitano